Non c'è davvero pace per i gestori degli stabilimenti balneari che dopo la crisi subita a causa della pandemia ora devono fare i conti anche con il maltempo, proprio in questo momento in cui hanno riaperto. Una tromba d'aria si è abbattuta sul litorale di Sottomarina, scoperchiando i tetti e sradicando gli ombrelloni. Dopo mesi di incertezza e il maltempo delle ultime settimane, tutto era pronto per ripartire con la stagione, quando l'impeto della tromba d'aria ha duramente colpito soprattutto 3 stabilimenti a Sottomarina: i Bagni Perla, Sirena e Minerva. Sono stati praticamente estirpati, sradicati 40 o 50 ombrelloni, il parcheggio è stato quasi completamente distrutto, infatti abbiamo dovuto rimontare da capo tutte quante le coperture per le auto, i camerini erano circa 21-22, sono rimasti quelli che vedete adesso, abbiamo calcolato che all'incirca saranno 40-50 mila euro di danni. Ai Bagni Perla le cupole dei giochi per i bambini sono addirittura finite nel parcheggio. Mi è volata via l'insegna, già quella è un bel patrimonio, tutte le tele del parcheggio si sono tutte rotte, i cavi si sono rotti e mi sono volate via 2 cupole dei giochi, un gioco si è proprio distrutto, ombrelloni rotti, sedie, tavoli. Ma nonostante l'ennesimo ostacolo e un'intensa notte di lavoro, la determinazione nel ripartire è tanta. Siamo sempre più convinti per fare una gran bella stagione, anche se è successo tutto questo. E ti dico, guarda, adesso parlo anche male perché credimi, sono stanchissimo perché sono dalle 2 di questa notte che stiamo mettendo tutto a posto. Se vuoi vedere, ci sono ancora i ragazzi che stanno saldando, i ragazzi che stanno ancora raccogliendo i relitti, diciamo, di tutto quello che è capitato. Vabbè, speriamo che sia una buona stagione e potersi rifare. Noi dei stabilimenti balneari nessuno ci piega, lavoriamo dalla mattina alla sera, devo ancora andare a letto, ho fatto tutta una tirata, ma ripartiamo. C'è però un appello alle istituzioni, in primis alla Regione. A Zaia di aiutarci, di darci un aiuto, di coprirci per i danni e aiutarci in qualche maniera, perché noi con le nostre forze ce le siamo sempre cavate, l'aiuto che ci ha dato anche lo stesso governatore è stato molto grande, però vi chiediamo un aiuto, come per le vittime dell'acqua alta. Purtroppo avere un'attività balneare porta anche questi rischi e purtroppo abbiamo dovuto subirli, li stiamo subendo, ma chiediamo un aiuto da parte del governo.